Mi candido perché la passione verso l'amministrazione pubblica e il bene comune non è mai venuto meno e perché sono 2 anni che con un gruppo di persone ci troviamo a discutere dei temi della città ed era giusto portare avanti questo progetto perché ci sono persone con entusiasmo che hanno voglia di fare la differenza, che hanno voglia di metterci il loro cuore, il loro cervello e la loro passione per il bene di questa città. Con l'esperienza di amministratore e consigliere comunale alle spalle, oggi Daniele Manente si rimette in gioco candidandosi a sindaco di Castelfranco Veneto e lo fa con un progetto civico. 3 le liste che lo sosterranno alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio. Avanti Castelfranco, Cambiamo Castelfranco e Punto d'incontro, prendendo quindi le distanze da partiti e coalizioni tradizionali. Siamo partiti con questo progetto, con un progetto civico che mette davanti le persone. Non abbiamo una collocazione politica perché vogliamo essere liberi, liberi dai condizionamenti dei partiti e liberi di poter sviluppare, organizzare e progettare la città fino al 2040. 2 i punti chiave sui quali Manente intende puntare. Partiremo, come ho detto, dalle persone, quindi dall'organigramma comunale. Ci sono tante professionalità da valorizzare e c'è da dare un po' di forza alla macchina comunale, che oggi è un po' sottodimensionata. E l'altra cosa è che, sempre col tema delle persone, vogliamo mettere mano a un piano di mobilità sostenibile che permetta sia di rendere sicura la viabilità della città dal punto di vista dell'utilizzo pedonale, delle biciclette e anche delle auto limitando l'inquinamento, e sia permettere l'accessibilità alle persone che hanno qualche difficoltà di mobilità, quali possono essere le persone diversamente abili o gli anziani o anche semplicemente i giovani che hanno famiglie, che hanno bambini piccoli e devono muoversi con le carrozzine. Secondo me questo è un piano integrato che servirà a migliorare la viabilità della città e renderla più vivibile.